Sabato 15 alle ore 11 il cittadino Giulio Savoia di Sant'Ambrogio di Valpolicella riporterà qui a Susegana una bandiera che suo padre, Umberto Savoia, si chiama come re ma non ha nessun vincolo di parentela, aveva salvato dall'invasore nel 1917. Poi la famiglia l'ha custodita in maniera egregia, per cui la bandiera è perfettamente conservata, però il bello è che ritorni a casa sua, una bandiera che è stata portata via per salvarla dall'invasore nel 1917, nel 2018 torna a Susegana. Noi siamo piuttosto commossi, abbiamo invitato tutti i cittadini e ci auguriamo di vederli con noi per festeggiare questo arrivo. Quindi un altro tassello di storia che ritorna a Susegana. Sì, diciamo che festeggiamo la fine del conflitto mondiale, della prima grande guerra mondiale, con qualcosa di positivo, cioè il ritorno dei valori, il ritorno di una bandiera che vuol dire il ritorno a sentirsi tutti fondamentalmente italiani.